Attimi di panico ieri pomeriggio nella zona di via Montalbo a Palermo. Un rapinatore ha derubato un autotrasportatore del suo camion che trasportava un escavatore e si è dato alla fuga. L'allarme è stato lanciato dallo stesso autotrasportatore. La segnalazione è stata poi smistata alle volanti in zona e nel giro di 10 minuti è scattata una vera e propria caccia all'uomo. Gli agenti della polizia hanno subito ritrovato il camion rubato abbandonato nei pressi di via dei Cantieri. Il rapinatore si trovava ancora a bordo del camion quando, vistosi accerchiato dalle volanti, ha deciso di abbandonare il mezzo e darsi alla fuga a piedi. È fuggito tra i vicoli del quartiere Montalbo. L'inseguimento ha generato momenti di panico tra la folla. C'è infatti qualche testimone che ha dichiarato di aver sentito esplodere alcuni colpi in aria per intimare la resa al rapinatore. La fuga del giovane si è poi conclusa in via Don Orione. Qui il rapinatore è stato arrestato ed identificato. In cella di sicurezza è finito Francesco Adelfio, 29 anni, già con precedenti penali. La sua posizione è ora al vaglio degli inquirenti.